Fatto insolito è successo ai carabinieri a Casteltermini, fermato per un controllo, si denuda in strada e viene immediatamente denunciato. Infatti nella mattina del giorno 13 settembre i carabinieri della stazione di Casteltermini hanno denunciato a piede libero un 32enne commerciante del posto ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di resistenza oltraggio a pubblico ufficiale e di atti osceni in luogo pubblico. I fatti risalgono alla notte precedente, quando la pattuglia ha proceduto al controllo dell'autovettura Alfa 156 con 3 giovani a bordo che si aggirava per il paese. Nel corso del controllo il 32enne, che era alla guida del veicolo, ha mostrato quindi segni di insofferenza e ha cominciato a insultare deliberatamente i militari dell'Arma, operanti con frasi oltraggiose e offensive. Quindi a un certo punto, in segno di protesta, si è spogliato rimanendo completamente nudo in strada. I carabinieri di Casteltermine hanno così dovuto faticare non poco per placare gli animi e convincere quindi l'uomo a rivestirsi. Dovrà rispondere ovviamente delle accuse di oltraggio, resistenza e atti osceni in luogo pubblico.